Marco Peruffo era presente anche nel 2005 e quindi per me da diabetologo è un grande piacere rivederlo qui oggi, anche un grande auspicio diciamo per il futuro anche dell'attività fisica in Polesine. È un simbolo proprio dal punto di vista diabetologico di veramente qualcosa di speciale nel vivere, nel gestire insomma questa patologia. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. Io stasera vi parlo di fresco, visto questa fine estate molto calda. Coloro che mi hanno preceduto hanno correttamente parlato di attività fisica come terapia, però chi è diabetico, io sono diabetico, ho 49 anni e sono diabetico da 39 anni. Prossimo festeggio i 50 anni e i 40 anni di malattia. Il vero problema nel prescrivere l'attività fisica è la motivazione. Io oggi vi parlo di motivazione. Dalla mia inflessione capite che sono veneto ma sono di Vicenza e le piccole Dolomiti e le Dolomiti sono molto vicine a casa mia. Io sono nato, alpinisticamente parlando, io sono un alpinista per passione perché faccio un altro lavoro di professione, però tutto il mio tempo libero sottratto al lavoro e alla famiglia lo dedico all'alpinismo e questo dal 1988. Ho sviluppato una grande attività arrampicatoria su roccia e poi pian piano ho scoperto l'alta quota. L'alpinismo ad alta quota, e si intende per alta quota tutte le montagne superiori ai 3500 metri, hanno delle caratteristiche per cui non tutti quanti possono andarci. Altissima quota, sopra i 5500 metri di quota, nuoce mente alla salute, sia ai diabetici che ai non diabetici. La domanda è: che senso ha parlare in pubblico di un'esperienza del genere? E allora mi riaggancio al concetto di motivazione. A 16 anni avevo un diabete molto disordinato e scoprendo l'arrampicata ho messo ordine nella mia vita come diabetico e questo mi ha dato la motivazione, e se dopo 30 anni sono qui ancora a parlarne significa che mi ha dato una grandissima motivazione e dopo 30 anni posso anche parlare di longevità sportiva, perché, come posso dire, i giorni da leone vanno bene fino ai 20-30 anni, ma poi io sono diventato il partito dei 100 giorni da pecora. Meglio se sono 10.000 giorni da pecora, perché vuol dire che continuo a fare attività. Io adesso pensavo di parlarvi prima, ma vorrei introdurre l'ambiente alta quota e le soddisfazioni e le motivazioni dell'ambiente facendovi vedere un brevissimo filmato. Si tratta di un filmato girato nel 2012 che è stato l'ultimo viaggio in alta quota che ho fatto in ordine di tempo, sul più piccolo dei 14 8000, che è lo Shisha Pangma di 8027 metri, che abbiamo tentato nell'autunno del 2012 e che ci siamo fermati per condizioni proibitive a 7100 metri. Faccio vedere questo filmato e poi vi aggiungo alcuni commenti per capire cosa significa avere il diabete e portare il proprio diabete in condizioni, in questo tipo di condizioni che sono considerate estreme. Pressione atmosferica con tantissima ventosità e per cui il soggetto con diabete ha una serie di modificazioni metaboliche che complicano tutto quanto. Per i soggetti che vogliono fare alpinismo ad alta quota e soffrono di diabete. Di fatto stiamo parlando di sport, di un'attività dove richiede una preparazione, un grado di allenamento e di performance molto elevato, e per cui per fare questo tipo di attività che è prodromica
all'alpinismo ci vuole comunque un buon compenso metabolico. Chi fa sport e chi fa sport intenso, magari a 50 anni non faccio più attività ad alto livello, ma costante, la cosa importante è la capacità predittiva, la capacità di previsione degli eventi della propria glicemia. E su questo io sto aspettando con trepidazione l'evoluzione. È un'evoluzione proprio tecnologica, ma è un'evoluzione epocale per i soggetti con diabete avere il misuratore in continuo della glicemia, perché avere la possibilità di prevenire, per cui sapere se la glicemia sale, è stabile o scende, di fatto ti dà una libertà di movimento che è assolutamente impensabile con la glicemia capillare. E per cui la Regione Veneto, onore al merito del coordinamento, darà la possibilità ai giovani con diabete che vorranno fare attività sportiva, anche attività agonistica, uno strumento assolutamente essenziale. L'altra cosa importante è che l'attività sportiva, una volta che si inizia, è stato detto in parte, ma io mi permetto in maniera molto umile di dire delle parole dette dalla istruttrice di Nordic Walking e dal dottor Mollo. Io sono un po' il risultato, cioè nel senso che dopo 40 anni di malattia sto combattendo col mio occhio sinistro, che è l'unico che ha una retinopatia background non proliferante, ma non ho nessun altro tipo di complicanza. E se mi dicessero torneresti indietro, assolutamente sì, e se potessi fare più attività sportiva di quella che ho fatto in 30 anni lo farei. E l'altra cosa importante è che la motivazione, andare in montagna, prima ho conosciuto il presidente del Panathlon e io 32 anni fa ho avuto la fortuna di conoscere un vostro concittadino, un rovigotto, che è stato un grandissimo alpinista, Giancarlo Milan. E io ero un ragazzo, perché alla fine degli anni '80 avevo una ventina d'anni, e vedevo Giancarlo che aveva circa 15 anni più di me, altre persone che pur avendo anche 20 anni di differenza avevano il mio stesso identico entusiasmo. Credo alla fine che la motivazione, la passione, l'amicizia siano tutti motivi, siano tutte valide ragioni per fare la pratica sportiva. È chiaro che chi vuole fare un 8000, una preparazione che non è comune, ma è anche vero che chi non ha questo tipo di obiettivi può trovare il proprio 8000 camminando 3 ore alla settimana, magari facendo questo tipo di attività, godendo della compagnia. Poi, se posso dire anche un'altra cosa, l'attività sportiva aerobica fatta in maniera spinta, lo diceva il dottor Mollo, ti permette una grandissima libertà alimentare. Cioè, personalmente sono magro come un chiodo, ma non perché non mangio, io mangio moltissimo e mangio in maniera diversificata. Evito i dolci per un problema di gestione della mia glicemia, ma su tutto il resto non lesino. E per cui questo tipo di libertà alimentare, che sono 30 anni che godo, è grazie all'attività fisica. Per cui voglio dire, alla fine i benefici sono duplici, sono molteplici, e soprattutto la cosa più importante da dire in qualsiasi occasione pubblica è che dopo 30 anni di attività ho limitatissimi conti da pagare con il mio diabete grazie all'attività sportiva, e questo, voglio dire, è una prova vivente della bontà dell'attività. L'attività non è, come dicevo prima, il giorno da leone, cioè il giorno della vetta, che in questo caso non mi è riuscito, ha comportato 9 mesi di preparazione prima di questa e 100.000 metri di dislivello positivo fatto a piedi. E sono i 100.000 metri di dislivello positivo che mi danno la qualità di vita con il mio diabete, non il giorno della vetta. E l'ultima cosa, e a me dispiace che ci siano pochi giovani, è estremamente antipatico, poco di moda, ma fondamentalmente bisogna riabituarsi a aver voglia di far fatica. De Coubertin
l'inventore delle Olimpiadi dell'era moderna, diceva che la fatica fisica è il più perfetto dei sistemi democratici, perché a diversità di intensità e di capacità tutti quanti provano questo tipo di sensazione. Detta da De Coubertin ci fa ragionare. Grazie. Facciamo un altro filmato e poi chiudiamo, visto che adesso la luce ci permette di vedere un po' meglio.